Buonasera, ben trovati al telegiornale del Veneto. Adesso è ufficiale, con le firme di oggi si chiude la lunga vicenda della scelta di dove realizzare il nuovo ospedale di Padova. Sorgerà nella zona est della città, ma insieme verrà ristrutturato anche il vecchio nosocomio, una soluzione che mette d'accordo regione e comune. Ma ci racconta tutto Francesca Ferrari. La partita è chiusa con la firma del presidente Zaia e del sindaco Giordani. Hanno vinto i veneti. La città del Santo avrà il suo nuovo ospedale a Padova Est e manterrà l'area di via Giustiniani ristrutturata. 1800 posti letto in tutto per la sanità d'eccellenza del futuro. Un gran bel regalo di Natale. Verrà ceduta finalmente Padova Est gratis alla regione. La regione si impegna ovviamente a ristrutturare il vecchio, a riqualificare il vecchio ospedale come ospedale cittadino, 900 posti letto, e a realizzare il nuovo grande policlinico universitario internazionale a Padova Est. A questo ci aggiungiamo ovviamente il Parco delle Mura, ovvero la nostra area che cederemo al comune. I tempi, Presidente, oggi avete firmato, quando si comincerà? Ma guardi, le dico 3 anni, 3 anni e mezzo per le ruspe, ci dicono i tecnici, e poi direi che se si fa veloce in 8 anni da oggi si dovrebbe avere il policlinico universitario nuovo. È un po' la tempistica che abbiamo per tutti gli ospedali. Del resto stiamo parlando di un'operazione da quasi 700 milioni di euro se mettiamo assieme il nuovo policlinico con il vecchio policlinico ristrutturato. Accordo trovato, ha prevalso l'interesse pubblico. È una giornata che io sognavo dal 25 giugno, da quando avevo vinto le elezioni. Siamo riusciti, con la collaborazione, devo dire, della Regione, di Luca Zaia, che è stato bravissimo, e siamo trovato un accordo. L'accordo a me non interessa chi vince, chi perde, a me interessa che i padovani abbiano l'ospedale, e devo ringraziare anche il magnifico Rettore per l'appoggio che ha dato a questa soluzione, che anche lui è stato conciliante. Alla fine, quando si lavora assieme tutti quanti con un unico obiettivo, si vince. In questo caso ha vinto Padova.